Lo scoprimento dei basamenti scultorei e l'alzabandiera sui nuovi pennoni sono stati i due momenti più importanti dell'inaugurazione della rinnovata gradinata degli Alpini di Conegliano, benedetta da Don Roberto Bischer, parroco del Duomo, ringraziato così dal sindaco Fabio Chies. Grazie perché il tuo intervento non è formale ma è sostanziale. Quando si parla della millenaria civiltà cristiana noi ci crediamo fino in fondo. Gli alpini credono in questi valori, nella nostra tradizione. Valori alpini da oggi ricordati ai piedi della scalinata, dei basamenti che raccontano le vette delle Dolomiti e le gallerie delle Agazzuoi, essenza delle penne nere stilizzate nelle lastre di metallo dove campeggia questa iscrizione. Sui gradini della storia, nei sentieri della vita, camminando con gli alpini. Perché avete voluto fortemente questa scritta? Ma abbiamo voluto questa scritta perché è un ricordo tangibile di chi ha lavorato prima di noi, per i nostri vecchi, per i nostri reduci, e ci sembrava la frase più giusta da mettere su questa stele davanti a un pennone dove c'è la bandiera italiana. Un intervento durato poco più di un anno, tra progettazione e messa in opera delle sculture di due pennoni alti 23 metri e calcolati per reggere il movimento di bandiere della dimensione massima di 54 metri quadrati. Un intervento da oltre 100.000 euro sostenuto dal credito cooperativo del territorio. Perché rappresenta in maniera importante quello che è il contributo che gli alpini hanno dato in tutti questi anni alla comunità. Rappresenta anche lo spirito alpino, rappresenta quel senso di solidarietà che parte da un grande sacrificio, quello degli alpini durante la guerra. E non a caso l'inaugurazione coincide con i 110 anni della Grande Guerra. Da quel 24 maggio del 1915, quando gli italiani passarono il Piave verso le terre che il Risorgimento non aveva ancora unito all'Italia. Per non dimenticare chi è venuto prima di noi, chi ha combattuto prima di noi, i nostri vecchi, i nostri reduci, che ci hanno dato una grande cosa, la libertà e la pace. E proprio per loro le note finali dell'inaugurazione non potevano che essere queste.